Pensiero del giorno. Mercoledì 28 febbraio. Fare ogni cosa essendo l'amore. Bisogna essere l'amore. Ci sono quelli che fanno le cose per amore. Ci sono quelli che fanno le cose cercando di essere amore. Chi fa le cose per amore può farle bene, ma, per esempio, credendo di fare un grande servizio al fratello. Magari malato, può annoiarlo con le sue chiacchiere, i suoi consigli, il suo aiuto, con una carità poco saggia e pesante. Poverino, lui può avere un merito, ma l'altro ha un peso. Questo accade perché ciò che serve è essere l'amore. Il nostro destino è come quello delle stelle. Se girano, sono. Se non girano, non sono. Noi lo siamo se non smettiamo di amare per un momento. L'amore è situato in Dio e Dio è amore. Ma l'amore che è Dio è luce. E con la luce possiamo vedere se il nostro modo di avvicinarci e di servire il fratello è conforme al cuore di Dio, come il nostro fratello desidererebbe, come sognerebbe se avesse Gesù al suo fianco e non noi. Testo di Chiara Lubick.